Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati al nostro consueto appuntamento con i pensionati FNP CISL per parlare questa volta dell'importantissimo ruolo del volontariato, soprattutto in ambito sociale, che poi diventa sociosanitario perché ci sono persone che hanno anche dei problemi abbastanza grossi in genere. Ma questa volta puntiamo l'attenzione in modo particolare sull'associazione Anteas. Di che cosa si tratta, che cosa fa, che ruolo ha, come si attiva, che tipo di supporto può dare alle persone. Seguite bene questo appuntamento perché dopo so che ci sono tanti che ci seguono, che magari sono anziani, che hanno bisogno di un aiuto e di un supporto e molte volte ci scrivono, non sanno proprio come girarsi, a chi rivolgersi. E allora vediamo se Anteas può fare al caso di qualcuno di voi. Ben arrivati per parlarne Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E ben arrivato anche Amerigo Lissandron, presidente Anteas Veneto. Ben arrivato Presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, incominciamo direi con il segretario Furlanetto che ci racconti un attimo, io direi un po' la storia di questa associazione. Prima di tutto di che cosa si occupa Anteas e un po' anche ripercorriamo, facciamo un excursus storico per raccontare bene come è cambiata la situazione a seconda dei tempi. L'Anteas, coincidenza, compie il prossimo mese 25 anni. Quindi è ormai una lunga esperienza in cantiere. La sigla Anteas cosa vuol dire? Vuol dire Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. Questo perché l'idea era stata quella di creare un collegamento tra le diverse età, tra i giovani e i meno giovani. Quando è nata nel 1996 è nata su iniziativa della FNP CISL, Federazione dei Pensionati, proprio con questa intenzione di creare solidarietà tra tutte le età e di aiutare chi aveva più bisogno. Di cosa si occupa? Oggi l'Anteas si occupa delle cose più disparate che poi le citerà meglio il collega Lissandron, ma dal trasporto degli anziani, ai centri sollievo, alle spese, al recupero dei consegni medicinali, al trasporto a visite mediche delle persone che non hanno altre modalità per raggiungere gli ospedali, ambulatori e poliambulatori. Quindi le attività solidali che svolge questa associazione sono molte. L'Anteas, quando è nata nel 96, era nata come associazione di volontariato in base alla legge 266 del 91. Poi nel 2005 ha fatto partire anche l'attività di promozione sociale sulla base della legge 383 del 2000 che trattava anche questa materia. Promozione sociale che vuol dire il ritrovo nei centri anziani, che vuol dire il teatro, la lettura, tutte quelle attività ricreative, la palestra, la ginnastica, sì, che possono essere rivolte alla terza età. Ovviamente l'Anteas è un contenitore dentro il quale ci sono, in quanto aderenti, tutta una serie di enti sul territorio che svolgono tutte queste attività che citavo. Quindi tutte le associazioni che sul territorio nascono o sono nate con questa intenzione di fare volontariato e promozione sociale possono aderire a questa Anteas, a questa associazione, ripeto, fondata dalla FNP nel 96. L'Anteas Veneto a livello nazionale rappresenta ben il 40% di questa associazione sul territorio italiano. È stata quindi il Veneto un po' la culla, diciamo, di questa realtà. A livello nazionale, quindi, quando parliamo del 40%, di che numeri parliamo? A livello nazionale l'Anteas ha circa associati 600 enti con 81.000 soci iscritti. Il Veneto conta 34.000 soci con circa 260 enti, quando parliamo appunto del 40%. Poi l'Anteas Veneto ovviamente collabora e aderisce alle iniziative anche
dei CSV, di centri di volontariato che ci sono a livello provinciale in tutte le province. Cosa dire ancora? Ecco, quello che volevo capire, il fatto che ci sia il sindacato, l'FNP CISL, che sostanzialmente ha dato origine anche a questa associazione, condiziona le adesioni da parte delle altre? Hanno un certo tipo devono avere anche non so, uno statuto particolare oppure no? Diciamo che ora, con l'arrivo della legge del terzo settore, il decreto legislativo 117 del luglio del 2017, tutti gli enti che aderiscono devono fare domanda di essere iscritti a un registro nazionale, sì, per assumere la figura giuridica necessaria, e sulla base di questo decreto legislativo devono anche avere un proprio statuto, un proprio regolamento, devono avere un proprio registro dei soci, un proprio registro delle attività, devono saper fare e produrre i bilanci in maniera regolare. Quindi è tutto con questa nuova normativa di legge che sostanzialmente accorpa tutto quello che era stato fatto in precedenza in un unico contenitore, diciamo. Le associazioni devono essere tutte quante ben allineate e coperte. Ovviamente di questo terzo settore le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le associazioni imprenditoriali, eccetera, non possono farne parte. Gli stessi enti, sì, che aderiscono all'Anteas e l'Antea stessa non possono far parte di questo settore se sono diretti da un sindacato o da un partito. E infatti ecco che in questi anni c'è stato un divario, diciamo, un dividersi le strade tra quello che è l'FNP e l'Anteas. Però diciamo che le strade, per quel che ci riguarda, sono rimaste parallele, non divergenti. Nel senso che tutte le attività che fa l'Anteas, che riguardano in gran parte persone che sono da noi rappresentate in quanto iscritti alla Federazione Nazionale dei Pensionati, a noi ci interessa con l'Anteas continuare a collaborare, pur dicendo siamo due associazioni autonome, indipendenti, però rispetto agli obiettivi che abbiamo, molti di quali sono in comune, vediamo di collaborare assieme. Perfetto. Allora, sì, prego. Sì, quindi dicevo, noi pur siete c'è autonomia, diciamo, rispetto abbandonato la nostra creatura, diciamo, sì, però lavoriamo insieme per gli obiettivi che abbiamo in comune. Certo, allora obiettivi in comune ce ne sono diversi, Presidente Lissandron, sostanzialmente poi abbiamo un Anteas, anzi è presente su tutti i territori. Io magari mentre lei parla chiedo anche alla regia se poi possono mettere in onda le due slide, in modo tale che, siccome voi vivete di volontariato, di contributi del 5 per 1000 eccetera, le persone possono prendersi giù nota dei numeri per fare eventualmente un atto di liberalità, insomma, per darvi un contributo, una mano. Allora, cosa fa Anteas nei vari territori? In tempi normali, non adesso, perché adesso vi dice siete disperati, vi disperate. In tempi normali, diciamo così, prima della pandemia, nel 2019, la nostra presenza nel territorio era una presenza molto, molto radicata e forte, perché i centri anziani che oggi purtroppo per effetto della pandemia sono chiusi, raccoglieva tutte quelle persone che oggi sono a casa, e le persone anziane che trovavano in questi centri anziani, come si dice, un momento di sollievo, di sfogo, di incontro, facevano tutte quelle attività necessarie, quelle che diceva anche prima Urlanetto, attività di cultura, facevano le gite, facevano, come si dice, giocavano anche a carte, perché c'erano centri, facevano un'attività di stare assieme, che oggi è la cosa più importante. Quindi oggi il problema della solitudine è un problema grandissimo, e con la pandemia, avendo i centri anziani chiusi, questo si
si aggrava molto di più da questo punto di vista, in questa pandemia. Prima della pandemia questo funzionava molto bene. Come si aderiva? Come si aderisce? Cioè, lasciamo da parte la pandemia, speriamo che possa essere una parentesi chiusa. Dopo parliamo anche del lavoro che voi fate adesso, perché è altrettanto importante. Ma come fa una persona anziana ad aderire, ad essere coinvolto nelle attività fatte da Anteas, cioè proprio materialmente, brutalmente, nelle varie province? Poi vediamo appunto dove siete presenti. Allora, noi siamo presenti in quasi tutti i comuni di Padova, ma del Veneto naturalmente. E quando sei presente nei comuni, il passaparola, la conoscenza, ci sono dei centri anziani che sono in quei luoghi. Faccio un esempio: se io prendo un comune di Campodarsio, guardate prendendo uno sulla provincia di Padova, c'è l'associazione, le persone che abitano in quel territorio vanno in questa associazione, aderiscono facendo una iscrizione a una tessera che costa pochissimo, e a quel punto lì diventa socio dell'associazione, perché le normative, le leggi prevedono che tu devi essere socio dell'associazione, quindi il costo ti fai socio. E poi attraverso le attività che fa questa associazione, che ogni anno attraverso la presentazione del bilancio, ma anche un piano di programma delle attività, questi partecipano in maniera volontaria con le proprie disponibilità che hanno, se fanno i pranzi, se fanno le gite, se fanno ginnastica, sia quella dolce, o se fanno magari cinema o piuttosto altre cose, partecipano a tutte queste attività nel suo territorio naturalmente. Chiaramente. Poi certo, quando ci saranno magari iniziative un po' più ampie, è chiaro che si può anche allargare in altri, mettendo insieme più comuni sostanzialmente. Certo. Ma sostanzialmente l'attività viene fatta nel proprio comune di residenza. Ah, perfetto. Così. Nel periodo adesso del Covid, invece, come vi siete trasformati? Cosa state facendo? E poi... Allora, nel periodo del Covid, quindi noi abbiamo dovuto fare una trasformazione radicale, molto, molto profonda, perché il primo è che le domande dei bisogni sono quadruplicate da questo punto di vista. Mentre prima le persone magari si potevano anche un po' far da sé, oggi non sono più in grado, perché non si possono più uscire da casa, perché non possono andare. Allora noi abbiamo dovuto integrare, oltre al trasporto sociale, oltre, come si dice, allargare i banchi alimentari, quindi avere anche delle risorse per portare aiuto a queste persone, perché comunque la pandemia ha creato una crisi anche profonda all'interno delle famiglie rispetto anche al dato economico, da questo punto di vista molto importante. E noi siamo costretti anche a fare il trasporto sociale, a portare le persone, andare a prendere i medicinali, portargli i pasti a casa, darli a prendere e portarli a fare, come si dice, le visite mediche. Adesso dobbiamo anche cominciare a pensare, abbiamo già pensato, a prendere le persone anziane, a portarli a fare il vaccino, perché se pensiamo che nella provincia di Padova, la dico così, devi prendere gli anziani e portarli in fiera per fare il vaccino. Quindi noi dobbiamo sostituirsi a quelle attività sociali che oggi gli anziani per forza di cose non sarebbero in grado di fare, e sono abbandonati un po' se stessi, perché o per lavoro o per altri motivi non possono essere accuditi, e quindi Anteas si fa carico da questo punto di vista. Gli stessi centri sollievo naturalmente, che c'è bisogno, i centri di Alzheimer, quindi noi siamo oggi assediati da una richiesta di intervento che prima della pandemia non c'era sostanzialmente. Era importante, ma non era così pressante come oggi viene richiesta dalle persone fragili sostanzialmente. Certo, ecco, ma nel caso lei ha toccato un aspetto molto delicato, che è quello dell'accompagnamento per le visite in questo periodo di pandemia alle persone che sono da sole, oppure anche a fare i vaccini stessi. Basta chiamare l'Anteas, iscriversi e chiedere un certo tipo di aiuto? Come può fare l'anziano? Allora, non necessariamente uno si deve iscrivere. Se abita in un comune, conosce l'Anteas, la chiama, perché c'è il numero sicuramente anche all'interno dei distretti. Certo. Nei distretti sanitari c'è il numero degli Anteas,
lo chiama e dice io avrei bisogno di fare il trasporto sociale, con la disponibilità dei mezzi e con i volontari che oggi sono disponibili si programma e si dice quando devi andare e lo porto naturalmente. Non c'è bisogno di farsi la tessera per avere questo tipo di servizio. Poi uno se vuole farsela perché si sente, come si dice, un dovere, anche lui partecipa, no, un dovere, dare quel contributo necessario perché possa dare questo aiuto, lo fa, ma le sue spontaneità senza nessun tipo di obbligo. Certo, non c'è obbligo di farsi la tessera. Noi lo facciamo volentieri, tutto quello che loro chiedono è nella disponibilità, sapendo che oggi, se mi permette vorrei dire una cosa, oggi noi stiamo adoperando rispetto ai DCM, i decreti, il trasporto sociale, abbiamo dei costi che sono altissimi, perché ogni persona che noi dobbiamo portare in giro dobbiamo sanificare il mezzo. Mamma mia, è vero. Prima non lo facciamo. Quindi noi devi portare la persona, pulirlo, sanificarlo, darne a prendere un'altra. Il volontario si deve, come si dice, vestire in un certo modo. Quindi c'è un problema di salvaguardare il rischio non solo del trasportato, purtroppo perché lui è un soggetto debole, ma anche del volontario, perché se poi alla fine cominciano a ammalarsi anche i volontari, finisce anche il modo in cui noi diamo questo sostegno alle persone fragili sostanzialmente. Questa è una delle cose che nessuno se ne accorge, che noi siamo in trincea e quando si è in trincea bisognerebbe avere più o meno delle armi che ci possono, come si dice, difendere, la dico così. E una di queste è il vaccino sostanzialmente. Infatti. E i volontari Anteas sono vaccinati? Rientro tra le categorie? No. Niente. No, perché la normativa dice che vanno vaccinati, almeno la normativa che dice da questo punto di vista, vanno solo vaccinate le persone che assistono le persone fragili. Faccio un esempio: se uno va dentro una casa e deve assistere a un anziano, quello ha diritto. Chi invece non fa questo tipo di attività, la dico così, si mette in fila come gli altri da questo punto di vista, e quindi siamo lì, insomma. Certo. Io ho fatto anche più richieste, però questa cosa non trova risposta. Chi sono i vostri volontari? Quindi chi può fare il volontario Anteas e c'è bisogno di volontari nell'Anteas? Allora, chi può fare i volontari lo possono fare tutti. Quindi dal giovane alla persona anziana che magari si sente disponibile e in salute di farlo, quindi lo può fare tutti. Non c'è problema di sorta, non c'è bisogno di avere un'etichetta per fare il volontario, basta dare il proprio tempo libero e quindi dire io sono disponibile per fare volontario e quindi mi metto a disposizione dell'associazione e mi metto a disposizione delle persone fragili. Nient'altro, deve fare solo questo, non deve fare che altro. Quindi non deve essere un pensionato. Anziano, media età, uno che lavora, decide io lavoro, faccio per esempio banale, faccio un turno e mi dico guarda sono libero mezza giornata alla settimana, mi voglio impegnare nel volontariato e posso dare una mano a fare il trasporto sociale o accudire anche le persone. Dico un'altra cosa, prima della pandemia, ma adesso è un po' più difficile, noi portavamo anche tutti i bambini che avevano handicap nelle scuole, perché questo sembra una banalità, perché la disabilità, che è uno dei temi che tutti quanti dicono che è un tema importante, però poi i bambini che sono disabili bisogna portarli a scuola e questo Antea lo fa volentieri, li porta e li va anche a prendere con tutto il caso. Oggi è molto più difficile rispetto a prima perché c'è un problema di pandemia, di distanza, di sicurezza, perché c'è comunque una responsabilità in sé. Quindi anche questo fa parte di questo percorso che noi facciamo volentieri, ma con un impegno profondo da questo punto di vista. Assolutamente. Chiedo al segretario Furlanetto che ci sta seguendo, immagino. Ecco, bravo, infatti dalla regia intanto mettono i 5 per 1000 di Anteas, quelli che sono i codici, se cortesemente ve da casa, se siete interessati, copiatevi, quindi ve lo teniamo fermo lì, il numero di codice per fare appunto qualche cosa, una piccola donazione che serve tantissimo. Furlanetto, c'è qualche collegamento
confrontamento tra magari i pensionati che fanno parte dell'FNP e l'Anteas, quindi magari qualche pensionato che può passare a fare anche volontariato o è spinto a fare volontariato presso queste associazioni? Beh sì, diciamo che la maggior parte dei volontari dell'Anteas sono pensionati e buona parte di questi sono anche nostri iscritti. Ecco perché noi diciamo che come FNP, pur avendo dovuto lasciare diciamo, quel legame stretto che avevamo con l'Anteas per esigenze di legge, continuiamo a collaborare con loro. C'è anche un'altra questione che vale la pena di sottolineare per chi ci sta ascoltando, se c'è magari anche qualche giovanissimo che ci sta ascoltando, sì. Con la questione del servizio civile. I giovani che vogliono fare alcuni mesi di servizio civile, che devono chiedere tramiti i comuni, eccetera, così via, per poter partecipare, questi giovani potrebbero anche arrivare a collaborare con l'Anteas nella loro attività di volontariato civile. Quindi c'è questa possibilità di fare richiesta per collaborare con Anteas, sì. Anche in questo periodo? Sì. Appena vengono fatti i concorsi per quelli che ne fanno richiesta di poter fare servizio civile, è possibile che possano entrare, tant'è vero che le nostre Anteas, dico nostre perché purtroppo è un retaggio quello di dire le nostre Anteas, le Anteas provinciali qua del Veneto. So che parlavo assieme con qualche presidente provinciale, stavano verificando un po' la loro situazione degli uffici, delle attrezzature che avevano eccetera, per vedere se erano perfettamente a regola, perché altrimenti non potrebbero avere questi giovani che collaborano. Certo, infatti. Ecco, perché le Anteas sono dotati anche di strumentazione, hanno delle sedi fisiche, hanno, come si dice, dei mezzi anche di trasporto. Sì, le Anteas hanno delle sedi fisiche che in genere per effetto della collaborazione hanno sedi proprie oppure sedi che magari anche noi come pensionati abbiamo messo a disposizione a titolo gratuito, sì. visto che vogliamo collaborare in quanto fanno assistenza ai nostri pensionati associati e che lavorano lì. Ci sono, come dicevo prima, dei pensionati nostri associati e quindi hanno tutte queste sedi, più di una in ogni provincia, per essere più diffusi possibili sul territorio. Hanno mezzi di trasporto normali ma anche speciali per poter trasportare gli anziani o i disabili con le carrozzine, e negli uffici chiaramente sono attrezzati come un qualsiasi altro ufficio, con telefoni, computer, stampanti, fotocopiatrici, telefoni e quant'altro può servire. Assolutamente. Ecco, Presidente Anteas, chiedo anche a lei, di che cosa avreste ancora bisogno, di che cosa è urgente in questo momento, perché al di là della un po' di più disponibilità economica, perché avete delle spese noi abbiamo oggi, come diceva Urlanetto prima, noi nel Veneto abbiamo circa 500-600, come si dice, mezzi che corrono per portare in giro gli anziani. È chiaro che il fatto di aderire al 5 per 1000 e quindi dare anche questo contributo che costa poco, delle volte magari resta anche in evaso perché la scelta non viene fatta, serve anche a sostituire i mezzi di trasporto che ormai con gli anni, con i chilometri, come si dice, sì, non sono più utilizzabili, quindi noi delle volte siamo in carenza di mezzi di trasporto proprio perché sono vecchi. E il 5 per 1000 se viene dato noi ci aiuterebbe molto, perché anche la Regione Veneto fa dei bandi su dei mezzi ma non mette grandissime risorse per poter poi destinare a questa cosa. Seconda cosa, noi abbiamo bisogno anche oggi
sempre dei dati economici per poter utilizzare. Se pensiamo alla sanificazione, cosa sta costando a noi le mascherine e tutto il resto da questo punto di vista, è chiaro che noi una delle cose importanti è quello che anche se ci sono delle donazioni in giro che dovrebbero arrivare, sapendo che tutto deve essere fatto alla luce del sole, come si dice, ben vengano da questo punto di vista. In certi casi noi abbiamo avuto qualche azienda che si è donato qualche mezzo da questo punto di vista, ma siamo ancora su una fase abbastanza critica, perché quegli anni, come diceva Sergio, 25 anni di attività, se guardiamo gli ultimi 15 anni, 10, i mezzi sono ormai arrivati quasi vecchi, hanno bisogno di essere sostituiti. Quindi oltre al discorso dell'eventualmente un aiuto in termini economici che è fondamentale, chi invece magari gestisce un'azienda, un'attività che può essere, che ha un qualche cosa in più che può essere utile a voi nelle vostre attività, magari contattarvi e sentire di cosa c'è bisogno. Ecco, faccio un altro esempio. Noi per esempio, lo diceva Sergio, noi per esempio facciamo tutti questi accordi anche con i comuni, perché noi lavoriamo in convenzione con i comuni, certo, a portare in giro le persone. E lì delle volte non è che i comuni abbiano grandissime risorse per poterci aiutare, delle volte ci dobbiamo arrangiare anche facendo quadrare i conti anche attraverso risorse dell'associazione, che magari sono risorse che gli stessi volontari rinunciano, danno, mettono a disposizione. Chiaro. C'è anche questo, un autofinanziamento, diciamolo così. C'è bisogno di un aiuto. Allora io vi ringrazio tantissimo, sia Amerigo Lissandron, Presidente Anteas Veneto, che Sergio Furlanetto, Segretario Regionale dell'FNP CISL, grazie di essere stati qui con noi. Ricordo ai telespettatori, l'Anteas ha bisogno tanto di volontari, quindi per dare una mano a chi veramente si trova in difficoltà, quanto di mezzi, sostentamenti, o se non altro un 5 per 1000. Avete visto i codici, può sempre essere di grandissimo aiuto e supporto in questo periodo in cui questa associazione fa cose utilissime per chi ne ha bisogno, estremamente importanti e indispensabili. Se non ci fosse volontariato molti si troverebbero in gravissime difficoltà, però ovviamente sostiene anche delle spese che sono spese importanti e ingenti. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo, buon proseguimento e ci vediamo presto. Ricordatevi, le nostre puntate sono tutte sul nostro sito internet, dove potete trovare Parliamo di, le puntate dell'FNP CISL con tutti i loro ospiti, tutti gli approfondimenti. Grazie.